È giunto il tempo del nostro ritorno a Dio, il tempo della salvezza. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. E per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo umilmente la nostra fragilità e le affidiamo all'infinita misericordia divina. Signore, che ci inviti al perdono fraterno prima di presentarci al tuo altare, Cristo, che sulla croce hai invocato il perdono per i peccatori, Christe eleison. Signore, che hai effuso lo Spirito per la remissione dei peccati, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Dio, che hai ordinato la penitenza del corpo come medicina dell'anima, fa che ci asteniamo da ogni peccato per avere la forza di osservare i comandamenti del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Daniele. Signore Dio, grande e tremendo, che sei fedele all'alleanza e benevolo verso coloro che ti amano e osservano i tuoi comandamenti. Abbiamo peccato, abbiamo operato da malvagi e da empi. Siamo stati ribelli. Ci siamo allontanati dai tuoi comandamenti e dalle tue leggi. Non abbiamo obbedito ai tuoi servi, i profeti, i quali nel tuo nome hanno parlato ai nostri re, ai nostri principi, ai nostri padri e a tutto il popolo del Paese. A te conviene la giustizia, o Signore, a noi la vergogna sul volto, come avviene ancora oggi per gli uomini di Giuda, per gli abitanti di Gerusalemme e per tutto l'Israele, vicini e lontani, in tutti i paesi dove tu li hai dispersi per i delitti che hanno commesso contro di te. Signore, la vergogna sul volto a noi, ai nostri re, ai nostri principi, ai nostri padri, perché abbiamo peccato contro di te. Al Signore nostro Dio la misericordia e il perdono, perché ci siamo ribellati contro di Lui. Non abbiamo ascoltato la voce del Signore nostro Dio, né seguito quelle leggi che Egli ci aveva dato per mezzo dei Suoi servi, i profeti. Parola di Dio. Perdonaci, Signore, nella Tua misericordia. Non imputare a noi le colpe dei nostri antenati. Presto ci venga incontro la Tua misericordia, perché siamo così poveri. Perdonaci, Signore, nella Tua misericordia. Aiutaci, o Dio, nostra salvezza, per la gloria del Tuo nome. Liberaci e perdona i nostri peccati a motivo del Tuo nome. Perdonaci, Signore, nella Tua misericordia. Giunga fino a Te il gemito dei prigionieri. Con la grandezza del Tuo braccio salva i condannati a morte.
Perdonaci, Signore, nella tua misericordia. E noi, tuo popolo e gregge del tuo pascolo, ti renderemo grazie per sempre. Di generazione in generazione narreremo la tua lode. Perdonaci, Signore, nella tua misericordia. Lode e onore a te, Signore Gesù. Lode e onore a te, Signore Gesù. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Tu hai parole di vita eterna. Lode e onore a te, Signore Gesù. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato. Una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio. Parola del Signore. Nella prima lettura che ci viene offerta in questa giornata, presa dal libro del profeta Daniele, è uno stralcio di una liturgia penitenziale che, ritornati dall'esilio di Babilonia, Israele celebra nel Tempio del Signore. È una confessione pubblica, il riconoscimento della causa dell'esilio. Il motivo per cui Israele è stato deportato è che non è stato fedele all'alleanza. È interessante vedere i titoli che vengono riferiti a Dio dal profeta. Signore Dio, grande e tremendo, che sei fedele all'alleanza e benevolo verso coloro che ti amano e osservano i tuoi comandamenti. Ecco come viene presentato Dio, come viene avvertito Dio nell'esperienza religiosa, spirituale dal profeta. Dio grande e tremendo, cioè non ci si può prendere gioco di Dio. Le cose vanno fatte sul serio, dice il profeta, e Israele non ha preso sul serio l'alleanza con il Signore. E le conseguenze sono state drammatiche, ma aggiunge anche benevolo verso coloro che ti amano e osservano i tuoi comandamenti. Se c'è una parola di rimprovero forte, c'è anche una parola di consolazione grande. Dio è grande e tremendo, ma è anche benevolo e misericordioso. Ecco il punto di appoggio, il punto di forza per l'uomo. Riconoscendo la propria fragilità, egli fa spazio in se stesso alla misericordia divina. E questa, una volta che trova la strada libera per entrare nel cuore dell'uomo, non esita un istante. Se da una parte c'è la nostra fragilità, dall'altra c'è la grandezza della misericordia divina. Ed è su questa che l'uomo deve appoggiarsi. Non abbiamo meriti davanti a Dio, abbiamo solo un'opportunità, aprirci alla misericordia del Signore.
E proprio perché sperimentato la misericordia divina, ecco l'esortazione del Vangelo. Gesù che dà una misura di azione ai suoi discepoli. Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Anche qui è particolarmente interessante questa indicazione che l'Evangelista Luca ci offre. Gesù non pone se stesso come termine di riferimento, ma egli è il mezzo attraverso il quale l'uomo deve andare al fine, cioè il Padre Celeste. La fonte della misericordia è il Padre Celeste. Gesù è lo strumento attraverso il quale la misericordia del Padre viene a noi, ci avvolge, ci rinnova ogni qualvolta noi riconosciamo la nostra fragilità. Dio, in questo tempo di Quaresima, ci chiama alla conversione e con particolare sollecitudine ascolta anche la nostra supplica. Diciamo insieme: Perdona, Signore, le nostre colpe. Perdona, Signore, le nostre colpe. Per la Chiesa che parla alle coscienze degli uomini perché non trasmetta un messaggio accomodante che impedisce il discernimento della verità, preghiamo. Perdona, Signore, le nostre colpe. Per l'uomo tentato di costruirsi una morale personale, perché con umiltà si metta in ascolto e in dialogo con Dio e i fratelli, preghiamo. Perdona, Signore, le nostre colpe. Per coloro che hanno perso il senso del peccato, perché riconoscano l'opportunità di lasciarsi nuovamente evangelizzare, preghiamo. Perdona, Signore, le nostre colpe. Per coloro che si preparano alla confessione, perché nel sacerdote possano sperimentare la gioia dell'incontro con Dio Padre, preghiamo. Perdona, Signore, le nostre colpe. E per noi che abbiamo iniziato questa Eucaristia confessando i nostri peccati, perché liberati da ogni male perseveriamo nella grazia divina, sicuri da ogni turbamento, preghiamo. Perdona, Signore, le nostre colpe. O Dio, che non misuri il tuo perdono secondo le nostre categorie, aiutaci a non giudicare e condannare, ma a praticare la misericordia e il perdono. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli è il Signore. L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli è il Signore. Umili e pentiti, accoglici, o Signore.
ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Lavami, Signore, purificando da ogni peccato. Preghiamo perché portando all'altare del Signore gli impegni di questa giornata divengano un'offerta gradita a Dio, Padre Onnipotente. Riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. O Signore, che ci doni la grazia di servirti nei santi misteri, accogli nella tua bontà le nostre preghiere e liberaci dalle seduzioni del peccato. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito In alto i nostri cuori. sono rivolti, Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Con il digiuno quaresimale tu vinci le nostre passioni, elevi lo spirito, infondi la forza e doni il premio per il Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la tua gloria, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio,
Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Riccardo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, con fiducia di figli diciamo: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con tutti voi. E con il tuo Spirito, Agnello di Dio che che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo e il sangue di Cristo mi custodiscano per la vita eterna. numero 294.
Signore, ricordati di me. Mio Signore, ricordati di me. Mio Signore, ricordati di me. Non lasciarmi solo qua giù. Mio Signore, sei qui, rimani in me. Mio Signore, sei qui, rimani in me. Mio Signore, sei qui, rimani in me. La mia gioia vera sei tu. Vieni, Signore, a vivere con me. Vieni, Signore, a vivere con me. Vieni, Signore, a vivere con me, ch'io mi senta vivo per te. Preghiamo. Ci purifichi da ogni colpa, o Signore, questa comunione al tuo sacramento e ci renda partecipi della gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. La tua grazia, perché siano perseveranti nella preghiera e sinceri nella carità fraterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di noi e con noi rimanga sempre. Amen. La gioia del Signore è la nostra forza, andiamo in pace. 318. O Maria Santissima, dolce Madre di Gesù, stendi il tuo manto sopra la terra, rendi sicuro il cammino qua giù. Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. O Maria purissima, sei l'eletta del Signore. Salva i tuoi figli, guidali al cielo,
sorreggi tu la speranza nel cuor. Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria.
dato ringraziamento il Santissimo Sacramento. Sia dato ringraziamento il Santissimo Sacramento. Sia dato ringraziamento il Santissimo Sacramento. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii, a te suspiramus, gementes et flentes, in hoc lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plena sunt solia terra gloria tua, hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, hosanna in excelsis. Nostrum prole Filia, benedicat Virgo Maria, in nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. Laude Deus Christus et Maria in aeternum. Amen.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si è fatto carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore. Trinità d'amore. Manda il tuo Spirito, Signore. O Dio, che nel sacrificio del Figlio unigenito hai aperto l'accesso alla vita eterna e fondi nei nostri cuori lo spirito del tuo amore, affinché ricevendo te in dono impariamo quotidianamente a farci dono per Cristo nostro Signore. Gesù, Giuseppe e Maria.
Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela per l'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente, quando voglio avere proprio il fuoco di Dio, l'anima che sono mio pane giorno e dico sempre, vorrei questo io trovo e il mio cuore si strugge attraverso
Signore nell'alto dei cieli. I cieli narrano la gloria di Dio, e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento. Chi fa la carità al povero fa un prestito al Signore, che gli ripagherà la buona azione. Ascolta il consiglio e accetta la correzione per essere saggio in avvenire. Molte sono le idee nella mente dell'uomo, ma solo il disegno del Signore resta saldo. Il pregio dell'uomo è la sua bontà, meglio un povero che un bugiardo. Il timore di Dio conduce alla vita e chi ne è pieno riposerà, non visitato dalla sventura. Soccorre Cristo.
Benediciamo Dio Padre che ci fa dono di questa giornata, perché la dedichiamo alla sua lode e la santifichiamo con ogni genere di opere buone. Diciamo con fede. Dio grande e misericordioso, donaci lo spirito di orazione e penitenza, suscita in noi un vero amore per te e per il nostro prossimo. Fa che collaboriamo a edificare un mondo nuovo, perché la giustizia e la pace di Cristo regnino su tutta la terra. Rivelaci il valore autentico di tutte le realtà create, perché le associamo al nostro cantico di lode. Perdonaci, Signore, se non ti abbiamo riconosciuto nei poveri, negli infelici, negli emarginati, e se abbiamo oltraggiato il tuo Figlio in questi nostri fratelli. Padre nostro che sei Dio, che hai ordinato la penitenza del corpo come medicina dell'anima, fa che ci asteniamo da ogni peccato per avere la forza di osservare i comandamenti del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Il Signore ci benedica e doni al mondo la sua pace. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Per celebrare degnamente i santi misteri, imploriamo la misericordia di Dio.
Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Padre, che hai ordinato la penitenza del corpo come medicina dell'anima, fa che ci asteniamo da ogni peccato per avere la forza di osservare i comandamenti del tuo amore. Te lo chiediamo per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Daniele. Signore Dio, grande e tremendo, che sei fedele all'alleanza e benevolo verso coloro che ti amano e osservano i tuoi comandamenti. Abbiamo peccato e abbiamo operato da malvagi e da empi, siamo stati ribelli, ci siamo allontanati dai tuoi comandamenti e dalle tue leggi. Non abbiamo obbedito ai tuoi servi, i profeti, i quali nel tuo nome hanno parlato ai nostri re, ai nostri principi, ai nostri padri e a tutto il popolo del paese. A te conviene la giustizia, o Signore, a noi la vergogna sul volto, come avviene ancora oggi per gli uomini di Giuda, per gli abitanti di Gerusalemme e per tutto Israele, vicini e lontani, in tutti i paesi dove tu li hai dispersi per tutti i delitti che hanno commesso contro di te. Signore, la vergogna sul volto a noi, ai nostri re, ai nostri principi, ai nostri padri, perché abbiamo peccato contro di te. Al Signore nostro Dio la misericordia e il perdono, perché ci siamo ribellati contro di Lui. Non abbiamo ascoltato la voce del Signore nostro Dio, né seguito quelle leggi che Egli ci aveva dato per mezzo dei Suoi servi, i profeti. Parola di Dio. Signore, non trattarci secondo i nostri peccati. Non imputare a noi le colpe dei nostri antenati. Presto ci venga incontro la tua misericordia, perché siamo così poveri. Signore, non trattarci. Aiutaci, o Dio nostra salvezza, per la gloria del tuo nome, liberaci e perdona i nostri peccati a motivo del tuo nome. Signore. Giunga fino a te il gemito dei prigionieri, con la grandezza del tuo braccio salva i condannati a morte. E noi, tuo popolo e gregge del tuo pascolo, ti renderemo grazie per sempre, di generazione in generazione narreremo la tua lode. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Tu hai
hai parole di vita eterna. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato. Una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio. Parola del Signore. Ci salvi la tua misericordia, Signore. Daniele ha sottolineato il contrasto tra i tradimenti degli uomini e la fedeltà pazientissima di Dio, perché ci sentiamo indegni e peccatori e poniamo ogni nostra speranza nell'amore potente dell'Altissimo. Preghiamo. Ci salvi la tua misericordia, Signore. Il peccato genera solo inquietudine e infelicità, perché rinnoviamo a Dio il nostro impegno di seguirlo come Re e Pastore delle nostre anime. Preghiamo. Ci salvi la tua misericordia, Signore. Gesù nel Vangelo ha compendiato la perfezione nella pratica della misericordia e dell'amore, perché queste due virtù siano davvero i pilastri della nostra vita cristiana. Preghiamo. Ci salvi la tua misericordia, Signore. Esiste per il credente un solo punto di confronto, la bontà di Dio, perché non ci fermiamo al perbenismo fatto di calcoli e di esteriorità, ma tendiamo al possesso e alla pratica di una virtù completa. Preghiamo. Dio, che è lento all'ira e pronto al perdono, si mostri indulgente a tutti i defunti che si sono addormentati nel sonno della pace. Preghiamo. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Signore, che ci doni la grazia di servirti nei santi misteri, accogli nella tua bontà le nostre preghiere e liberaci dalle seduzioni del peccato. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai stabilito per i tuoi figli un tempo di rinnovamento spirituale, perché si convertano a te con tutto il cuore e, liberi dai fermenti del peccato, vivano le vicende di questo mondo sempre rivolti ai beni eterni. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Carlo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua grande misericordia, ricordati di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia. Ti preghiamo per noi stessi, questa nostra assemblea, le nostre famiglie, tutti coloro che contano sulle nostre umili preghiere, per tutti i devoti di Rosa Mistica. Ti preghiamo per tutti gli ammalati e per la pace nel mondo. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Preghiamo. Ci purifichi da ogni colpa, o Signore, questa comunione al tuo sacramento e ci renda partecipi della gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ave Maria.
Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Buona giornata e buona settimana a tutti.